applauso per i padroni e le padrone di casa che sono, ecco, fuori concorso. Quindi Meana naturalmente non partecipa alla rassegna, non assegneremo un voto a Meana, ma apre e chiude questo momento importante e questo primo saluto. Ecco, questo è il momento che chiederemo a tutte le formazioni per dar modo ai giudici e alla giudice di analizzare bene gli abiti, ma anche di analizzare i criteri che poi tra poco vi sveleremo, relativi alla bandatura dei cavalli, relativi all'andatura, a come il gruppo è compatto, come vengono appaiati i cavalli. Insomma, questa è una bella immagine di Meana. Ci dedichiamo una foto e li ringraziamo per questa bella apertura. Grazie, Meana Sardo. Benvenuto alla prima coppia che arriva da Selargius e che apre ufficialmente anche questa rassegna che vedrà premiati i primi 3 paesi ospiti oggi. Allora, Selargius oltretutto mi fa piacere che abbia portato sia un abito femminile che un abito maschile, perché come sapete, insomma, sugli abiti femminili abbiamo certamente una ricchezza di cui raccontare profusamente, e Selargius, essendo veramente forse l'unico rappresentante oggi del Campidano, non posso che farvi notare la bellezza dei gioielli che arricchiscono l'abito di questa Amazzone, che sono i gioielli tipici del Campidano, con sull'asu questo pendente che è caratterizzato da 3 gioielli molto molto importanti realizzati in filigrana, dagli orecchini, dalle spille che tengono il fazzoletto, ma per non... e poi la gonna, Marina, mi dirai che il bordau che poi invece unisce davvero il Campidano da Cagliari all'Oristanese. E poi non vogliamo abbandonare anche l'uomo di Selargius, anche perché Selargius ha fatto davvero tanti studi sull'abbigliamento, e in questo caso naturalmente siamo nell'ambito semplice dell'abbigliamento cagliaritano, campidanese nello specifico, con la sagamisa sul groppetto, i pantaloni scalzoni sdedela, il gonnellino, le ghette e, come vedete, un completo che vi pare ben organizzato anche con saperrita. E tra poco, tanto vi ringraziamo Selargius, grazie. Adesso così apro con gli abiti, poi mi sposto anche alla parte dei... Ecco Marina, giusto perché ti ho vicina, abbiamo deciso che uno dei criteri è anche la completezza dell'abito. Il grande è un posto quello di Selargius, la gonna perfettamente cade sulla groppa del cavallo, quindi molto connessa. E anche il ragazzo invece un abito originale bellissimo. E adesso ci troviamo invece a Sedilo, quindi benvenuti anche ai cavalieri di Sedilo e alla nostra cavallerizza. Un applauso a voi. Per Sedilo, forse Giacomo, ecco, per Sedilo volevo chiedere a Giacomo, vista anche l'importanza dell'arte di Sedilo e quindi una cultura così davvero importante legata ai cavalli, cosa può significare anche di averli vissuti da sempre, da piccoli, per poter poi arrivare anche ad una presentazione e ad un rapporto col cavallo importante, serio? Niente, Sedilo è un paese di grandi cavalieri, già da piccoli dimostrano le loro abilità e queste.
nulla. Da ammirare tanto le barrature fatte al telaio, le collane e il sottosella, unici in tutta la Sardegna, e sono dei pensierari veramente. Niente, sono da ammirare veramente tanto. Bene, grazie a Seguilo, buona passeggiata, buona risalita, quindi un benvenuto anche ai cavalieri di Desulo che si presentano appunto con tre cavalli. Ecco, rispetto alla tua esperienza, Sebastiano, perché anche tu insomma a San Siro ne hai visti di cavalli e hai una grande esperienza. Quando torni in Sardegna e ti confronti con invece la tua sardità, cosa succede? Che emozione c'è? L'emozione è forte perché sono tutti belli, quel cavallo è bello in particolare suo. Che dire, sono tutti belli, non saprei mai. Come ti sembra a colpo d'occhio questa formazione? Sì, bellissima, bei cavalli, composti, delle serietà, delle persone sopra. Sembra che abbiano anche un carattere in questo momento vicino, perché li vedo molto sereni, quindi hanno anche una compostezza che mi pare interessante. E per quanto riguarda l'abito, Marina, quante volte ne abbiamo parlato? Verrebbe da dire che non possiamo più parlarne perché si è detto davvero tanto, però adesso, a parte gli scherzi, l'abito di Desulo è uno di quegli abiti anche al maschile che colpisce l'occhio e non solo quello femminile, quindi questo è importante. Grazie a Desulo, di cui vi farei notare anche il cinturone bello in pelle e poi il ricamato. Completo in tutto l'abito di Desulo, montato benissimo, le camicie chiuse al collo, veramente composti, ordinati, bellissime le cinture. Bene, grazie per la vostra presenza, quindi come avete capito diciamo... Bene, adesso il benvenuto invece è per i due cavalieri di Tiana, quindi un saluto a Tiana con, vorrei far notare Marina insieme a te, e poi anche però con Giacomo i cavalli scelti per questa sfilata, ma con te farei notare che nella semplicità dell'abito tianese emerge questo corpetto e soprattutto un tessuto di cui tanto abbiamo parlato, che è l'orbace, perché davvero l'orbace è la nostra lana, è quella lana che viene poi lavorata proprio nella gualtiera di Tiana, e quindi c'è un valore importante anche in questo abito. Importantissimo perché è un'originalità che appartiene a tutti i paesi, quindi bravi cavalieri che lo portano, bellissimo il colore, quindi rispecchia quello che è il colore di Tiana, Che poi è un rosso vicino a quello meanese? molto vicino al nostro, esatto, bravo. Bene, quindi una bella immagine. Rispetto invece ai cavalli, Per quanto riguarda i cavalli, posso solo dire che si sta migliorando sempre di più, cavalli sempre più tenuti in forma, in ordine, e sembrano quasi cavalli sportivi, tenuti così per gare, diciamo. Quindi sono veramente contento di ciò, perché alla fine la Sardegna è giusto che abbia il suo giusto ruolo nell'ambito di questo. E niente, dai, si vedono sempre di più cavalli tenuti benissimo anche in queste manifestazioni. mi pare anche appaiati bene in questo Sì, caso, esatto. vero? Perché questo è uno dei criteri. Bene, grazie a Tiana. Modo semplicemente fargli respirare la passione o proprio imporre anche una regola, una disciplina? No, imporre mai, è una passione da piccolo che lui, mio figlio è nato lì a San Siro e lui già dall'età di 10 anni lui monta a cavallo, però il cavallo va amato per quello che è, il cavallo è un essere gioioso, simpatico, bravo. Per me è quasi una persona.
è un amico, questo lo sappiamo. Bene, in questo caso abbiamo il velluto che la fa da padrone nella parte superiore dell'abbigliamento maschile, con il corpetto che è blu, il velluto, ha una abotonatura centrale e ai lati invece ci sono dei bottoni d'argento o d'oro a seconda, insomma, delle occasioni. I vostri sono d'argento? Quindi diciamo che non se fate parte dell'aristocrazia, no? Beh, questo d'altronde è una nota importante, perché a volte si dice no, i gioielli ognuno li aveva come se li poteva permettere, d'altronde come oggi, solo che oggi abbiamo l'argento bagnato in oro, quindi possiamo far finta di dire che siamo dell'aristocrazia, in realtà siamo tutti un po' nella stessa barca. Dicevo, il corpetto in velluto, così come il giacchino sul cippone. Anche in questo caso emergono le rifiniture, i ricami del corpetto, che sono una di quelle caratteristiche che emerge, e anche la parte interna invece che è rivestita di panno rosso. Per il resto gli elementi sono quelli comuni all'abbigliamento maschile. In questo caso manca la berritta, l'abbiamo lasciata a casa, c'era troppo caldo o l'abbiamo dimenticata. Il prossimo anno, noi vi aspettiamo anche il prossimo anno, quindi grazie e un saluto ad Arizzo e ai due cavalieri, insomma, che ci hanno permesso di raccontare qualcosa anche di questo paese. Adesso invece abbiamo due cavalieri di Gergely e però hanno scelto per questa occasione l'abito di Orgosolo. Ecco, avete scelto l'abito di Orgosolo perché avete solo questo e non avete quello di Gergely, o l'avete chiesto in prestito? Sono di amici vostri? Ok. Per cambiare, ecco, perché questo per esempio è un criterio che magari per i prossimi anni bisognerà valutare, se chiedere di indossare solo l'abito del proprio paese, oppure, come avviene per esempio anche alla Sardegna, si può indossare un abito di un paese differente. Anche questo, diciamo, è uno dei criteri che potremo inserire per le prossime edizioni. Questa è la prima, ce ne auguriamo tante altre, quindi insomma grazie a Gergely per aver portato parte comunque di questo paese. Ecco, Samugeo si presenta con un bel gruppo compatto di 7 tra cavalieri e amazzoni. Samugeo ha una grande fortuna, inutile negarlo, che è quella di avere davvero in paese una ricchezza talmente inestimabile e tanti pezzi originali che è stato davvero semplice da un certo punto di vista poter essere rappresentanti del proprio paese, ma allo stesso tempo una grande serietà nel portare avanti anche un andamento, un'andatura, sempre una grande eleganza, una grande attenzione per i particolari. Però con questo colpo d'occhio io invece vorrei chiedere a Giacomo, perché questo era uno dei criteri, il colpo d'occhio. Esatto, guardando a colpo d'occhio sono arrivati tutti i cavalli abbagliati, non è facile tenere tanti cavalli così abbagliati in ordine e tranquilli, quindi veramente da ammirare loro. Non ho fatto venire la pelle, bravo. Vabbè, più di così non c'è niente da dire. Grazie dunque a Samugeo, di cui tu, Marina, hai messo mano anche agli abiti più volte. Sì, qualche volta ho fatto qualche pezzo, Tipo? ho fatto quello che ha messo sotto. Quello che non si vede, perché ci sono dei particolari molto belli che però l'abito nasconde. C'è da dire che anche nell'abito di Samugeo il corpetto maschile la fa da padrone, quindi anche qui abbiamo un abito maschile che si fa riconoscere, nel tempo a volte anche troppo arricchito di ricami, però è un altro elemento di quelli importanti. Facciamo solo l'appunto anche qui per sapere che è rubricato
uguale, ok? Anzi, Come mai l'abbiamo lasciata a casa? Per il caldo? Ne mancavano 2. Poi dopo prendiamo i nomi, mettiamo una nota, ma lasciatemi un bigliettino col nome e cognome. Bene, grazie davvero a Samugheo, grazie anche per l'impegno di esservi presentati con 7 bellissimi cavalli. Sono belli Sebastiano, vero? Bellissimo, bellissimo, molto da dire. Andiamo ad Azzara con una bella coppia, anche in questo caso mi sembra un bel gruppo appaiato molto bene anche nella scelta dei cavalli. Giacomo, quando si scelgono i cavalli per esempio che vanno in coppia, bisogna anche scegliere la statura simile, la stazza, cioè non puoi fare un accoppiamento a caso. Certo, si cerca di far assomigliare i cavalli il più possibile, però alla fine anche tenendo cavalli diversi è notabile vedere, cioè notevole vedere anche che li tengono appaiati come se fossero insieme, quindi questo è un punto a favore. Certo, in questo caso vediamo un elemento, Marina, che ancora non avevamo avuto modo di commentare, che è la veste di pelle, che viene il corpetto di pelle che viene indossato sopra invece il corpetto, un istebed, che è tipico di Azzara e che completa l'abito maschile. loro lo indossano molto bene, mi è sembrato un colpo d'occhio come se arrivassero 2 cavalieri differenti, quindi l'abito indossato benissimo, tutte queste I complimenti, è molto bello, io ve lo faccio notare anche il gonnellino che ha una forma ridotta rispetto ad altri paesi, è plissettato finemente ed è uno di quei particolari che se si può apprezzare da vicino davvero ci stupisce per la maestria con cui viene realizzato. Chiaramente lo si può apprezzare meglio non a cavallo, quando vi vediamo stasera in giro lo apprezzeremo di più se non ci abbandonate subito. Grazie Azzara, grazie. Bene, ora scendiamo un pochino e andiamo in Marmilla con Nureci, 3 cavalieri che mi pare abbiano scelto. Sebastiano, 3 cavalli sono dei sauri simili, giusto? Sì, mantello sauro, pegna, che dire, non ho parole. Io sottolineerei quanta amore e quanta cura ci vuole quando si ha un cavallo, cioè quanto impegno ci vuole per poi poter fare una sfilata e quindi avere anche un rapporto intimo con l'animale. Deve essere una compattezza uomo-animale, che non è animale, il cavallo, però ci vuole tanta passione, tanta cura, tanta volontà, dalla mattina al pomeriggio. Devi essere sempre con lui la maggior parte del tuo tempo, ti porta via tanto tempo il cavallo, però vedere la condizione, come sono tenuti da una parte e dall'altra, perché tutti gli altri, non esclusi questi, però sono tenuti molto bene. Ecco, sarei curiosa di sapere se sono tutti vostri di proprietà o c'è qualcuno preso in prestito. Tutti vostri, quindi ecco, questo discorso cadeva proprio a pennello perché a volte vengono anche presi in prestito per occasioni importanti e avere invece il proprio significa davvero una cura quotidiana e un rapporto quotidiano con l'animale. Per quanto riguarda l'abbigliamento siamo in Marmilla, è semplice, riprende gli stilemi e diciamo gli elementi dell'abbigliamento maschile, dalla berritta alla camicia, il corpetto, il gonnellino. In questo caso diciamo dovremmo, Marina, sottolineare la scelta di non indossare le ghette. Sì,
e anche questo un po', insomma, si deve sempre pensare che il costume, le ghette sono obbligatorie, capisco l'esigenza, si capisce l'esigenza di usare questi, però è diciamo doveroso insieme al costume completato, quindi la prossima volta anche voi magari riuscite a completarlo per l'anno prossimo e siamo tutti più contenti, però bellissimo il testo del costume è bellissimo. Bene, allora ringraziamo davvero anche Nurecci per questa presenza importante a questa prima edizione, quindi facciamo proseguire il percorso visto che insomma c'è la gradinata della chiesa che vi attende. Bene, adesso siamo ad Ortueri, un altro bel colpo d'occhio mi sembra, con 6 cavalieri. Giacomo, vorrei così un commento da te, vista questa bella immagine che ci raggiunge. Infatti sembra quasi un quadro. Cavalli e cavalieri, super in ordine, un buon assetto, cavalli tenuti veramente da Dio. Complimenti. Giacomo, ma per raggiungere anche una compostezza di un gruppo così numeroso, è necessario incontrarsi, fare delle prove? Sì, senz'altro è necessario che i cavalli si conoscano e che si siano abituati, diciamo, alla folla, ai rumori, ai suoni della gente, perché non è facile tenere i cavalli così tranquilli in mezzo a tutto questo casino. Ecco, infine Marina, rispetto all'abbigliamento di Ortueri, naturalmente qui abbiamo un bel esempio anche bello, uniforme, molto elegante dell'abbigliamento maschile. Tu hai messo mano anche a questo abito, quindi mi interessava sapere se avevi avuto occasione di lavorare anche su quello maschile. Sì, soprattutto su quello maschile. Qui si vede sul cipone che è un copricapo, il coprispalla che hanno utilizzato al posto del capottino, perché anche Ortueri ha comunque il capottino in ormace, però bellissimo anche sul cipone, molto ordinati, lo vestono bene tutti quanti, quindi le taglie sono adeguatissime, anche qui appunto sul copricapo naturalmente, perché anche voi l'avete lasciato a casa, c'è troppo caldo, però ci fa piacere se anche voi magari la prossima volta portate il copricapo, va bene, per il resto bellissimi, ordinatissimi e composti. Bene, molto bene, grazie anche a Ortueri per questa insomma bella presenza, per questo insieme che secondo me anche numericamente è un bel segno quando 6 amici si ritrovano in un'occasione come questa. E siamo alla conclusione ancora con Leana Sardo, anche questo è insomma, un bel gruppo di 4 cavalieri e una cavallerizza. Ecco, possiamo, Leana, anzitutto dal punto di vista proprio tecnico e del gruppo, Giacomo, anche in questo caso mi sembra molto elegante il gruppo, una pardatura semplice ma coordinata. Sì, soprattutto hanno portato i cavalli trinciati, quindi danno quel punteggio in più perché rendono visibile il collo del cavallo, la groppa e tutto quanto, quindi si può ammirare ancora di più in tutta la bellezza di questo animale. Quanto lavoro ci vuole per questo che potrebbe sembrare un particolare, ed è un particolare, però in realtà cambia davvero anche l'estetica dell'animale? Sicuramente per preparare questi cavalli qua ci vuole una giornata intera, quindi io direi che è da ammirare questo. Bene, noi poi rispetto anche agli abiti ci ritroviamo stasera con Leana Sardo, quindi avremo anche modo di parlarne, ma insomma di Leana sapete tutto, certamente c'è da dire che questo davvero è uno degli ultimi paesi baluardo dell'abbigliamento tradizionale, dove ancora ci sono donne che indossano l'abito o almeno alcune parti di esso, e grazie a queste personalità noi possiamo raccontare una storia
importante. Lo abbiamo fatto con Mina, l'abbiamo fatto con Cesinda, insomma l'abbiamo fatto con persone che questo paese lo amano e sanno raccontarne alcuni aneddoti, la storia e anche l'attualità, perché è importante, non c'è niente di antico in ciò che vediamo, ma è attuale lo spirito che porta anche un gruppo ad organizzare un'occasione come questa. Quindi io direi che ci salutiamo ringraziando, visto che c'è Meana Sardo, sicuramente l'associazione ippica Lasarà di Meana Sardo, che ha pensato di poter per la prima volta organizzare questo momento insieme. Questa sera durante lo spettacolo alle 22 poi vi faremo sapere chi sono i primi 3 classificati. Naturalmente di Meana abbiamo parlato, ma non sono in gara, sarebbe stato insomma un po' troppo di parte, quindi Meana non ha ricevuto i voti della nostra giuria, e grazie al gruppo Proloco di Meana Sardo e alla Proloco di Meana. Con questo bell'applauso ci salutiamo, ci ritroviamo alle 22. Sebastiano Burru, un applauso anche per lui, Marina Martana e Giacomo Pisano, grazie per la vostra